Quarto trofeo Cospalat, un circuito a cui teniamo molto, e i successi dello scorso anno in termini di presenze e tutto quanto ci fa credere molto in questo trofeo. Quest'anno l'abbiamo allungato, siamo partiti un po' prima e finiamo dopo. Partiamo dall'inverno e arriviamo fino all'inizio dell'estate. E ben 14 gare che vanno veramente a coprire tutta la zona del Friuli, dalla Carnia alle Grave, alla zona vicino del Carso, veramente tutta la zona, passando dai vigneti e dal bellissimo territorio qui del Cospalat. Tantissime gare, diverse anche tra loro, alcune su giro unico, altre su giro su un più classico circuito ad anello. Dovrebbe accontentare tutti gli atleti, perché veramente si spazia in tantissimi generi, dalla gara più dura in salita, la gara più in pianura, la gara più tecnica, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza degli atleti, perché è importantissimo quello. Niente, siamo partiti 2 settimane fa da Capriva, in provincia di Gorizia, in una giornata veramente fredda, ma abbiamo veramente ottenuto un buon successo di numero di iscritti già come prima gara, per cui non si può che pensare che vada ancora meglio nelle prossime gare. Ci aspettiamo veramente numeri importanti quest'anno. Purtroppo abbiamo dovuto rinviare la seconda gara perché il maltempo veramente in questo inizio anno è veramente pessimo. Verrà comunque recuperata. Si tratta della gara qui di casa della Cospalat, che da questo weekend si sposterà al 10 giugno. Sicuramente una giornata più calda, più estiva, e sicuramente speriamo con un clima migliore. Questo è tutto, ci vediamo sui campi di gara. Christian Poberai, Collio Bike Team. Una bella giornata, una bellissima gara, bel tracciato, mi sono divertito, spero che tutti quanti si siano divertiti su un tracciato bellissimo. Il risultato c'è stato, quindi una giornata perfetta, primo di categoria e primo assoluto. Ma la gara è partita incerta perché non si sa mai, no? Si spera sempre di andare bene, però poi bisogna vedere com'è la gamba, se funziona. Sulla prima salita ci siamo un po' guardati per metà salita in 4-5 di quelli che sapevo che erano i più forti.
Poi a metà della prima salita, bravo, grande. Grazie, ho provato a fare lo strappo, è riuscito, nessuno mi ha più ripreso e sono riuscito a riprendere anche quelli davanti delle altre categorie che sono partiti prima e alla fine al traguardo sono riuscito a tagliarlo per primo. Quindi una gara in crescendo, recuperando sempre posizioni anche sulle altre categorie, quindi un divertimento su divertimento, proprio bello fino alla fine. Ringrazio l'Axi per averci chiesto questa collaborazione. È il quarto anno e di anno in anno siamo andati in un crescendo con un successo senza dubbio oltre le aspettative. C'è da dire che c'è un impegno veramente straordinario da parte di tutti, dell'Axi e anche della Cosplat, a sostenere questa iniziativa. Vorremmo che anche le istituzioni supportassero questo genere di iniziative, perché parliamo di sport, parliamo di territorio, parliamo di economia, perciò tutti i fattori che necessari a poter far sì che la società ne usufruisca in tutti i sensi, no? E ne traga beneficio. Spesso, purtroppo, sino ad oggi, le istituzioni sono latitanti. Ormai stiamo andando su due strade che vanno agli opposti tra chi si impegna, chi ha iniziativa, chi lavora, chi si sacrifica e chi invece fa delle regole ben distanti dalla realtà, chi applica delle regole e interpreta delle regole che niente hanno a che vedere con la sostanza e il buonsenso. Spero che anche quest'anno si ripeta il successo dei precedenti anni, vista la grande partecipazione, perciò siamo qui a dare tutto il supporto e a ringraziare di nuovo l'Axi per questa collaborazione. Cosplat si trova a far fronte a una grandissima concorrenza, soprattutto di multinazionali estere che fanno dumping sul territorio, certamente mettendo a dura prova le attività territoriali e locali. Quest'anno faremo nuove iniziative, già da primavera partiremo con dei prodotti nuovi tipo il latte biologico, il latte a più giorni, perciò con anche dei prodotti nuovi con un formaggio light, un formaggio magro, possiamo dire, perché anche qui la normativa è talmente articolata che bisogna fare attenzione a come esprimersi, però questo è esatto, questo dopo diverse consulenze, questa attività siamo riusciti a poter apporre questo marchio su un prodotto che nei prossimi giorni troverete sui nostri scaffali. Her brother's got a lover, his lover's got another on the side. Ain't nobody's business, we all need forgiveness. It's been laying heavy on my mind. If you got a secret, baby, I can keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Her mama used a Bible, her daddy used a bottle. Revival and survival made her run. She's using just a little of both here in the middle. I know exactly where
I wish I could explain it. It wouldn't make no difference if I tried. Now Ruby and her brother say one way or another, I'm running out of places I can hide. If you know a secret, you best know how to keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Well, it's complicated, ain't it? I wish I could explain it. It wouldn't make no difference if I tried. Now Ruby and her brother say one way or another, I'm running out of places I can hide. If you know a secret, you best know how to keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Well, it's complicated, ain't it? I wish I could explain it. It wouldn't make no difference if I tried. Now Ruby and her brother say one way or another, I'm running out of places I can hide. If you know a secret, you best know how to keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Yeah, you can lay it all on me. Oh, now, yeah, you can lay it all on me. Campagnolo Marcello, Feder Club Trieste. Oggi siamo qua a Cormons, gara veramente bella, impegnativa devo dire, non pensavo che in così pochi chilometri si riuscisse a trovare così tanto dislivello, insomma, però diciamo che è andata molto bene e sono riuscito anche questa domenica a fare primo di categoria. Il percorso era asciutto, divertente, scorrevole. E niente, ottima gara e soprattutto ottima organizzazione. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti, Matteo Caruso, Triathlon CUS Udine. Bellissima giornata qui a Cormons oggi, gara molto tecnica, salite impegnative e un po' di fango, però discese veramente molto divertenti e alla fine il sole e il caldo hanno aiutato a finire bene questa gara che tutto sommato in soli 19 km aveva oltre 1000 metri di dislivello, quindi molto impegnativa. Organizzazione perfetta, ottimo ristoro anche a metà gara, niente da dire, Axi si conferma organizzazione al top. Buongiorno, siamo a Cormons, sono Vitturi Claudio dell'Azida Valli del Natisone, sebbene vengo, se mi conoscete già, dalla Laguna Veneta, comunque. Vabbè, oggi siamo a Cormons, è stata una giornata bellissima, un percorso stupendo, quasi completamente asciutto, meglio di così non poteva essere, molto tecnico, quello sì. E beh, penso che a certi ha fatto piacere, a chi è andato su quell'albero no, come mio amico, però insomma dai, vabbè, tanta gente. Un po' di fiatone naturalmente perché abbiamo finito adesso. Vedo che tutti sono contenti, speriamo che finisca bene per tutti e di rivederci come sempre qua il prossimo anno. Qui ci sono più gare, anche una gran fondo mi sembra, fa parte di un trofeo di 4 gare, chi le fa tutte sicuramente alla fine potrà anche godere della soddisfazione di aver completato il trofeo. Grazie, arrivederci. Ciao, sono Cossar Christopher, Kikosis Team.
Oggi qui a Cormons abbiamo fatto un bel cross country, un percorso veramente stupendo nei boschi qui del Monte Quarin, impegnativa al giusto, tecnica al punto giusto, veramente tanto da divertirci. Oggi era veramente spettacolare, poi anche la giornata, finalmente sole, finalmente un po' di caldo, ci voleva e ci siamo divertiti. Per me oggi non è andata benissimo perché ho bucato subito la prima discesa, ho dovuto fermarmi 3 volte per cercare di continuare e alla fine, anche se con la gomma un po' sgonfia, un po' abbastanza sgonfia, sono riuscito a finire e a portare a casa qualche punticino, non tanti ma almeno qualcosa, e l'ho conclusa. Adesso ci vediamo con i prossimi appuntamenti. Ciao, eccoci qua, Maurizio Moschione, presidente del Collio Bike Team. Gara finita, seconda prova del nostro trofeo Collio Bird MTB Cup, 140 iscritti, percorso straordinario ovviamente sul Monte Quarin, non c'è che dire, è andato tutto bene, qualche problemino tecnico ma non così importante da creare delle preoccupazioni. Adesso siamo qua, aspettiamo di mangiare il nostro risotto con le verdure e tra un attimo faremo anche le premiazioni, belle premiazioni, cesti per le società e un paio d'ore di divertimento. Bene, prossimo appuntamento, ok? 25 aprile per la marathon, seguiranno le info. Allora, sono Andrea Lucioli del Collio Bike Team, presenterò la gara del 25 aprile che sarà un mercoledì. La gara si intitola Collio Bird Cup, correrà proprio dal nome nel Coglio italiano e nel Bird, cioè il Coglio sloveno. Avrà una distanza di 40 km per un dislivello complessivo di all'incirca 1000 metri. Partiremo dalla piazza 24 maggio di Cormons, direzione Monte Quarin, che non può mai mancare ovviamente, poi andremo verso Rutars, da Rutars scenderemo per poi risalire sul Coglio sloveno, poi rientreremo facendo tutto un giro per la Slovenia, rientreremo dal bosco di Plessiva per poi andare verso la zona di Capriva. Da Capriva poi rientreremo, faremo un mezzo monte un mezzo Monte Quarin per poi rientrare nuovamente in piazza dalla partenza. Speriamo di avere un gran numero di adesioni e vi aspettiamo tutti numerosi. Non è facile di questi tempi trovare società ed aziende che supportano un mondo amatoriale che vive di sostegno, vive di volontariato e quindi necessita assolutamente di aziende come quella come la Cospalat che ci possono sostenere in questa attività. Sottolineo, come aveva accennato Renato, che la nostra attività come Axi Ciclismo, sia per la strada che per la mountain bike, va a coprire tutto un territorio regionale. Partiamo da Resia per andare a Rigolato, per scendere a Gonars, quindi è tutta la provincia, senza contare poi anche per quanto riguarda la zona di Gorizia, che da quest'anno tra l'altro ha aperto il calendario Axi 2018. Quindi la nostra è un'attività che va a coprire tutto il territorio regionale, andando a promuovere le località regionali e quindi confidiamo che, come diceva Renato, ci sia anche un po' di attenzione da parte delle autorità regionali nei nostri confronti. Sottolineo una cosa prima di passare la parola a Christopher per la presentazione del circuito, che quest'anno abbiamo fatto un accordo con l'Associazione Friulana Donatori di Sangue, che abbiamo abbinato la nostra attività a un'attività promozionale benefica che riteniamo sia corretto fare come ente e come attività amatoriale, andando anche a promuovere questo che secondo noi è un'attività, il dono è qualcosa di particolare, il dono del sangue ritengo sia veramente importante per il futuro.
Proseguiamo con la presentazione delle tappe del trofeo Q6 Bike Marathon su MTV, parlando della gara del 25 aprile Collio Bike Team che organizza la Marathon Bike a Colmos. Con il presidente del Collio Bike Team, allora, 3 cose: un circuito su un percorso meraviglioso. Il 25 aprile è una data in cui solitamente la gente si muove ed è transfrontaliero, quindi anche questo è un elemento interessante per dare lustro a questa manifestazione. Esatto. Tu? Infatti, diciamo, la Marathon è la nostra gara di punta del nostro trofeo, che si chiama primo trofeo transfrontaliero MTB Cup. Quindi transfrontaliero appunto su un percorso di 40 km con 1000 metri di dislivello che andrà fino in Slovenia. Diciamo, la punta massima sarà sopra Venkov. Passa ovviamente il nostro territorio, quindi il Collio nostro, e il Brda, che è il Collio sloveno. Diciamo, siamo dentro nel contesto anche dell'Ecomaratona del Collio, quindi un trail che si farà a piedi la domenica prima. Infatti correremo, diciamo, per maggior parte sullo stesso percorso degli atleti dei corridori a piedi. Abbiamo tolto ovviamente alcuni pezzi dove non sono ciclabili, togliendo appunto un bel po' di dislivello, perché la gara iniziale doveva essere di 1400 metri, l'abbiamo alleggerita un po' a 1000 metri. La distanza comunque si mantiene sui 40 km, quindi è importante. Sì, sono 40 km con 1050 metri giusti di dislivello. Transfrontaliero è una caratteristica del vostro territorio, ma la Slovenia poi anche come risponde? Che feedback avete? Ma noi, diciamo, con il Brda, con l'amministrazione comunale Dobros abbiamo un ottimo rapporto, e infatti pensiamo di portare avanti questa collaborazione per creare un qualcosa di più oltre a questo. Qui siamo solo agli inizi. Infatti il primo anno ci siamo fermati qua. Poi ovviamente c'è anche tutto il progetto del Collio, del patrimonio dell'UNESCO, quindi 5 comuni che fanno parte di questo progetto. Quindi ci sarà ancora parecchia strada. Ha detto patrimonio UNESCO, basta questo per capire quanto meraviglioso sia il territorio su cui voi vivete e proponete questa corsa. Infatti vogliamo far capire che anche attraverso lo sport si uniscono due stati, ma diciamo che appunto il Collio e il Brda sono praticamente identici, quindi anche attraverso lo sport comunque si può generare un'unità di paesi. 25 aprile. 25 aprile a Cormons, partenza ore 10.